Prossima tappa? Suzuki Solutions. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions. Soluzione vincente. Suzuki. Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo con la morte di Gino Strada, il fondatore di Emergency, medico e filantropo. Aveva 73 anni ed era originario del Milanese, era nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 1948, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Rho, dove aveva lavorato per anni in pronto soccorso. Tanti messaggi di cordoglio dalle istituzioni e dal mondo della cultura e della sanità. Tra i suoi ultimi pensieri c'è stato l'Afghanistan ieri. È morto felice, ti vogliamo bene Gino, così Emergency ricorda il suo fondatore. Non riusciamo a pensare, prosegue la ONG, di stare senza di lui. La sua sola presenza bastava a farci sentire tutti più forti e meno soli, anche se era lontano. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ricordato il fondatore di Emergency in un Twitter: difendere l'uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa è la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai. Oltre 11 milioni di persone in 19 paesi sono state curate gratuitamente da Emergency dal 1994 al 2020, una ogni minuto. Gino Strada, insieme alla moglie Teresa Sarti, morta nel 2009, aveva fondato appunto Emergency per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine anti-uomo e della povertà. Emergency è una ONG Onlus, sono 19 i paesi in cui Emergency ha lavorato in oltre un quarto di secolo. E spostiamoci a Legnano, dove è avvenuta la scorsa notte all'1 un'altra tragedia, un incidente stradale in Piazza del Popolo. È costato la vita al maresciallo dei Carabinieri Angelo Carones di 29 anni. Il militare stava tornando a casa in moto quando nell'affrontare la curva all'uscita del sottopasso ferroviario avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe finito contro il marciapiedi per poi rimbalzare allo spartitraffico centrale. Inutili i soccorsi, il maresciallo è morto poco dopo il trasporto all'ospedale di Legnano. E parliamo adesso di emergenza Covid. La Lombardia resta in zona bianca, lo ha annunciato oggi il presidente della regione Attilio Fontana, che ha detto con un'incidenza di 42,4 su 100.000 abitanti e il 2% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica. Anche questa settimana la Lombardia si conferma in zona bianca nel monitoraggio settimanale di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute. Fontana ha aggiunto un risultato che conferma l'efficacia della vaccinazione, che nella nostra regione ha raggiunto percentuali vicine alla cosiddetta immunità di gregge. Il merito, sottolinea ancora il Presidente della Regione, è da attribuire anche al lavoro degli operatori sanitari. Per consolidare questa situazione, ha spiegato Fontana, abbiamo messo in campo una serie di iniziative sul territorio affinché chi ancora non sia vaccinato possa farlo nel più breve tempo possibile. E adesso a Pallanza, dove oggi una BMW condotta da un cittadino tedesco è finita nel lago. L'auto, che aveva il carrello della barca attaccato, è scivolata in acqua probabilmente a causa del fondo viscido del molo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale con il supporto dell'autogru. Fortunatamente non si sono registrati feriti, sul posto anche la polizia municipale. L'auto è stata ripescata, ma i danni sono ingenti. È successo al porto turistico di Pallanza, nei pressi di Villa Giulia.
E concludiamo con una notizia che fa riferimento ad un'altra operazione di ripescaggio in acqua, un cinghiale nel canale Villoresi tra Parabiago e Nerviano. L'animale, forse caduto in acqua o finitoci per rinfrescarsi, è stato trasportato dalla corrente. È stato quindi messo in salvo dai vigili del fuoco poco più a valle. L'allarme era stato lanciato da alcuni passanti che avevano notato appunto il cinghiale trasportato dall'acqua nel Villoresi. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani. Una buona serata.